Anche il legislatore regionale è poi intervenuto su queste tematiche. Già diverse proposte di legge nella scorsa legislatura erano state presentate e si sono concretizzate nell'ambito della legge di stabilità del 2015 nell'articolo 20, laddove si dispone in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo. Allora, consideriamo un fatto: già molti comuni avevano preso l'iniziativa nei confronti di questi luoghi dove si esercitava il gioco d'azzardo, limitandone l'orario di apertura e cercando di limitarne la possibilità di ubicazione in determinate aree del territorio comunale. Sappiamo bene però che a fronte poi di ricorsi amministrativi avanti alla giurisdizione amministrativa e anche ordinaria, spesso e volentieri i provvedimenti degli amministratori locali venivano cassati, venivano impugnati e venivano cassati tanto dal giudice amministrativo quanto dal giudice ordinario, in quanto la legislazione nazionale che era poi applicazione anche di normativa comunitaria, permetteva la piena liberalizzazione di questo tipo di installazioni. Capite bene come un fenomeno come questo, privo di qualsiasi regolamentazione, abbia generato consistenti danni sotto molteplici aspetti nel nostro tessuto sociale. È stato istituito dal punto di vista della prevenzione e dell'ascolto di soggetti un numero verde regionale, naturalmente tutto un apparato informativo sui rischi che devono essere esposti anche attraverso delle apposite segnaletiche all'interno dei luoghi di gioco. Si è data la facoltà ai comuni, in conformità del principio di sussidiarietà, di poter individuare, tenendo conto dell'impatto sul contesto della sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi a viabilità, inquinamento acustico, quiete pubblica, la distanza dell'installazione di questi luoghi di gioco e di queste apparecchiature di gioco, la distanza da luoghi sensibili, particolarmente sensibili, ovvero istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, impianti sportivi e altri luoghi sensibili nei quali è vietato autorizzare nuove sale di gioco e la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo. Quindi questa è stata una prima limitazione, parlavamo ieri con alcuni sindaci, in cui attraverso poi dopo i regolamenti comunali o specifiche ordinanze vengono definite delle distanze tali da poter limitare la presenza di questi luoghi di gioco. Un altro elemento su cui abbiamo dato la possibilità di incidere è quello dell'orario di apertura. Sappiamo bene che queste sale slot tendenzialmente sono aperte H24, ebbene si dà anche la possibilità di individuare orari di apertura e di combinare sanzioni amministrative nel qualora non vengano osservati questi orari.